Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nato recentemente dalla fusione dei consorzi Bassa Friulana e Ledra Tagliamento, opera in tutta la provincia di Udine e in parte di quella isontina. L'ente lavora in sinergia con l'amministrazione regionale e agisce sul reticolo idrografico del territorio per portare l'acqua agli agricoltori suoi consorziati ed evitare possibili siccità e allagamenti. Il mestiere del consorzio è portare l'acqua dove non c'è e toglierla dove ce n'è troppa. Idrovore, centrali idroelettriche, scolmatori, pannelli solari e impianti di irrigazione sono solo alcuni degli strumenti che il Consorzio utilizza per la gestione delle risorse ambientali e la sicurezza dell'ambiente. L'opera principale di adduzione delle acque in tutto il Medio Friuli, dove l'acqua naturalmente non c'è, è la presa di Ospedaletto in comune di Gemona, dove deriviamo dal fiume Tagliamento. Alimenta una rete di 350 km di canali che dalla fine del 1800 trasportano le acque in tutta la pianura del Medio Friuli. Il secondo nodo idraulico per importanza del sistema è quello a San Mauro di Rive d'Arcano, a cavallo tra il comune di Rive d'Arcano e di San Dianele, in cui le acque vengono indirizzate verso la bassa pianura per arrivare fino a Palmanova. In questo sito si sposa l'altro mestiere, cioè portare via l'acqua quando ce n'è troppa in eccedenza. Qui è presente una delle opere di laminazione delle piene, così viene detto, più importanti della nostra regione, il canale scolmatore del torrente Corno nel fiume Tagliamento. È un'opera dall'impatto ambientale limitato perché la gran parte è in galleria sotterranea con un tunnel del diametro di 5 metri che salvaguarda dalle piene del torrente Corno tutti i territori a valle, Mereto di Tomba, Codroipo, Varmo fino alla Bassa Friulana. E quindi c'è tutto il sistema delle idrovore e dei canali della Bassa Friulana in cui tra gli anni 20 e gli anni 40 tutto il territorio della Bassa Friulana, appunto tra il Tagliamento e l'Isonzo, è stato bonificato dalle paludi, ma questa attività eroica di quegli anni deve essere mantenuta costantemente con la gestione e la manutenzione in efficienza di tutti gli impianti, anche non in periodo di pioggia. E per questo visitiamo i siti delle idrovore dette di Lame in comune di Precenicco, in cui vediamo un impianto realizzato proprio negli anni 20, un altro realizzato negli anni 60, quindi di seconda generazione. Poi ci spostiamo in quel di Aprilia Marittima, dove vediamo anche un'idrovora di terza generazione che minimizza l'impatto ambientale delle opere sul territorio. Sostanzialmente l'opera non si vede perché è tutta realizzata sotto il piano di campagna. L'ultima tappa del nostro viaggio è al confine tra il comune di Lattisana e Lignano, in Froldolo all'argine del Tagliamento. È un'opera di gestione della navigazione interna che recentemente ci è stata affidata in gestione dalla Regione, un nuovo compito affidato al nuovo consorzio, appunto un'opera che serve alla fruibilità soprattutto turistica delle vie navigabili all'interno della laguna di Grado e Marano per collegare questo sistema alle vie navigabili della laguna di Venezia.